Partiamo dalle donne di casa per ricordare che naturalmente c'era tutto un insieme di persone che non vivevano in questa abitazione, ma avevano relazioni giornaliere, quotidiane con la famiglia, ed erano le parenti del padre, le parenti della madre. Parlo tutte di donne che costituirono uno dei più grandi problemi per Grazia Deledda quando affrontò il proprio destino, scrivendo e facendo sapere prima di tutto alla propria città che lei scriveva e quindi raccontava la vita della città al mondo, agli estranei. Queste donne si scagliarono contro l'arroganza, l'ardire di questa ragazzina che pretendeva di parlare di tutti al mondo, e la madre di Grazia Deledda in realtà ne faceva le spese. Lei era già una donna abbastanza sottomessa, abbastanza come dire, sottotono parrebbe, per quello che riguarda naturalmente l'evidenza di lei nel racconto di Grazia Deledda, ma sotterraneamente doveva essere comunque una persona che filtrava le maldicenze, le malelingue, se vogliamo una complice sotterranea e indiretta di Grazia Deledda. Non la incoraggia, ma non le impedisce di fatto di fare ciò che lei ritiene di fare, e anzi si scaglia contro alcune parenti del padre che fuori controllo volevano assolutamente che venisse posta fine a questa esperienza letteraria di Grazia Deledda. Dunque una donna apparentemente sottomessa, certamente sposa troppo giovane di un uomo molto più avanti negli anni, ma il suo amore verso i figli e la famiglia ha costituito anch'esso un argine, forse silenzioso ma comunque validissimo, nella possibilità di Grazia Deledda e delle sorelle di trovare ciascuna il proprio destino.